Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ci collegheremo tra poco con Vicenza per una negoziante che ha chiuso la sua attività per paura, non ne può più di degrado e persone che aggrediscono i commercianti e tentano di rapinarli. E poi ovviamente tanta cronaca, vediamo due notizie di cui ci occuperemo dalla prima pagina del Gazzettino. Le basi americane, la base di Aviano blindata dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, rafforzata la vigilanza nei siti sensibili. E poi papà che è volato nel vuoto sotto di noi, non abbiamo potuto fare nulla, il racconto del figlio di Giuseppe Tararan precipitato in montagna, e quindi andremo a San Pietro in Gu. Purtroppo ancora e sempre incidenti della strada. Ieri sera intorno alle 23:30 un'auto ha preso fuoco sul cavalcavia lungo la regionale Feltrina in territorio di Montebelluna, lungo la regionale. A bordo un'intera famiglia che è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero la vettura. Guardate le immagini impressionanti, questa colonna di fumo che sale dall'auto in fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo in pochi minuti. Sul posto anche i rilievi dei carabinieri. E sono gravi le condizioni di un ragazzo che è uscito ieri sera di strada in motocicletta ed è ruzzolato fino all'acqua di un torrente. Pochi minuti prima delle 21 la centrale del 118 ha ricevuto la chiamata di una persona in evidente difficoltà. Dalle poche parole si sono intuite le parole Malgalaste e Cascata. La chiamata successiva di un escursionista ha chiarito che si trattava di un incidente in moto e ha facilitato l'individuazione della posizione. Sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, un'ambulanza e il soccorso alpino della Val Pettorina, sopraggiunto con un primo soccorritore che si trovava nelle vicinanze, e da una squadra con tutta l'attrezzatura per il recupero da terra. Scendendo da Malgalaste verso Pian della Leda, un tornante, un 17enne di Roccapietro, era andato dritto contro un muretto finendo fino alla sponda del sottostante torrente e all'acqua. E per fortuna insomma, è stato soccorso, recuperato con il verricello dall'elicottero di Trento, portato in ospedale. Le operazioni si sono concluse verso le 22:45. Questi sono i comunicati che arrivano appunto dal SUEM e dai vigili del fuoco. Vediamo adesso, andiamo ad Arsego per un'altra notizia, poi avremo altri fatti di cronaca. Vediamo. Spray proibito a Arsego. Alla vista delle pattuglie c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma alla fine 3 giovani tunisini sono stati fermati durante un'operazione antidroga della polizia locale del Campo Sampierese. Un quarto invece è riuscito a scappare evitando il controllo. L'intervento mirato nella zona industriale di Arsego, dove erano stati segnalati movimenti sospetti in alcuni parchi. Gli agenti hanno bloccato 3 giovani. Durante le perquisizioni delle loro auto sono stati trovati alcuni grammi di hashish e una bomboletta di spray antiaggressione, vietata però in Italia, contenente del gas lacrimogeno. Nell'auto sono stati trovati anche 3.000 euro in contanti nascosti nel bracciolo di uno dei sedili. Alla fine 2 di loro, entrambi tunisini, sono stati denunciati per porto abusivo d'armi e possesso di droga per uso personale. Continua l'attività delle pattuglie della squadra mobile di Padova per individuare venditori di morte, cioè coloro che vendono stupefacenti. È stato individuato un giovane tunisino che doveva scontare una condanna per droga. È stato fermato anche un baby pusher. Vediamo. Controlli
Controlli intensificati in città per contrastare il fenomeno dello spaccio da strada. Gli agenti della squadra mobile di Padova hanno bloccato in via Dini un 20enne tunisino già noto per reati legati agli stupefacenti. Il giovane era ricercato perché doveva scontare un anno di reclusione per spaccio di droga ed era stato condannato anche a pagare una multa di 2.400 euro. Durante i controlli in via Ponense i poliziotti invece hanno bloccato un altro nordafricano minorenne che stava cedendo un involucro ad un ragazzo di 19 anni. Entrambi i giovani sono stati bloccati. Lo spacciatore era un 16enne tunisino e aveva ceduto al 19enne italiano una dose di cocaina. Il baby pusher è stato affidato in una comunità per minori. E controlli dei carabinieri anche lungo l'argine del Brenta per evitare bagni pericolosi nelle acque del fiume. Purtroppo ancora oggi, sia pure dopo molte tragedie sul Brenta e anche sul Piave, la gente continua a fare il bagno in zone molto pericolose. Lo scorso weekend le immagini della spiaggetta della morte lungo il Brenta a Campo San Martino, affollate di persone che rischiavano pericolosamente entrando nel fiume, avevano fatto discutere e i carabinieri erano intervenuti su segnalazione del consigliere regionale Luciano Sandonà. Questo fine settimana i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno così deciso di incrementare i controlli lungo gli argini e le spiagge del fiume Brenta nei comuni di Piazzola, Campo San Martino e Cittadella. Obiettivo quello di vigilare sui divieti di balneazione presenti nell'intera area e sensibilizzare al rispetto delle regole da parte degli escursionisti. Durante i controlli sono stati identificati 54 persone e diversi veicoli. Dopo la rissa di venerdì sera di fronte all'ex caserma a Serena, qui siamo nel Trevigiano, una rissa che ha visto opposte varie fazioni di stranieri, arrivano testimonianze di altri violenti scontri scoppiati all'interno della struttura. All'improvviso una trentina di immigrati residenti all'interno della caserma Serena si è precipitata in strada prendendosi a calci e pugni, attraversando il fosso, finendo fino nel campo di grano accanto per svariati minuti, il tutto sotto gli occhi increduli dei cittadini che stavano ritornando alle proprie case. Andrea Peraccin, consigliere comunale di Casier, venerdì stava rientrando a casa ad Osson quando si è trovato nel mezzo della rissa scoppiata di fronte all'ex caserma Serena. È stato lui a girare il video che in pochi minuti ha fatto il giro del web e dei social. Quanto avvenuto riaccende i riflettori sulla struttura e i confini tra Treviso e Casier e che dai dati a disposizione dei sindaci ospiterebbe attualmente circa 400 persone. Chi abita qui, quasi rassegnato, riferendosi alla rissa di venerdì sera, parla di episodi continui di tensioni tra gruppi di nazionalità diverse pressoché quotidiane. E ora arriva la testimonianza di una residente che vive in un'abitazione a poca distanza dall'ex caserma e racconta di una violenta lite scoppiata sabato 14 giugno all'ora di pranzo. Sentiamo un mormorare che si fa sempre più intenso. Io oramai conosco e riconosco il preludio alla rissa e difatti mi affaccio alla finestra e vedo che un gran movimento di gente. Pochi istanti e la situazione, come racconta sempre la testimone, degenera. C'è stato quasi un vero e proprio assalto e di lì a poco è scoppiato il putiferio. Ho visto gente che scappava dappertutto, gente che lanciava pietre, quindi si sono trattati proprio a sassate, e poi ho visto sradicare dagli alberi numerosi rami che sono stati utilizzati come bastoni per picchiarsi. Così ho chiamato subito la polizia. Gli agenti sono intervenuti riportando la situazione alla normalità, ma ci sono altre situazioni che preoccupano i residenti. Un paio di volte abbiamo visto dei ragazzi che con una felpa e il cappuccio sul capo scavalcano il muro di cinta della caserma passando all'interno del nostro complesso e vanno fuori attraverso il cancello delle auto che da noi è sempre aperto, probabilmente per eludere dei controlli non so di che tipo. Questo l'ho visto io
con gli occhi miei. Il centrodestra torna a chiedere la chiusura della struttura. Espulsione immediata, perché è stato protagonista di questa rissa, e chiusura della caserma Serena. Ce lo chiedono i residenti, ormai esausti di vivere quotidianamente queste spiacevoli situazioni. E sulle richieste di chiusura interviene Gigi Calesso di Coalizione Civica, che dice: è dal 2018 che il sindaco Conte e Salvini chiedono la chiusura dell'ex Serena. Sono passati 7 anni in cui il leader leghista è stato al governo, ricoprendo anche gli incarichi di ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, e attualmente al Viminale siede Piantedosi, politicamente molto vicino a Salvini. Ben lungi dall'essere chiuso, il centro d'accoglienza dell'ex Serena ha visto aumentare gli ospiti, e questo anche a causa delle misure volute proprio dal ministro Salvini, che hanno penalizzato l'accoglienza diffusa, che per noi del centro-sinistra è sempre stata la soluzione da preferire ai grandi centri. Va da sé, conclude Calesso, che non si capisce come mai la decisione di chiudere il centro dovrebbe essere presa adesso, se non l'è stata in tutti gli anni precedenti in cui il leader leghista è stato al governo. Servizio di Francesca Bozza, oggi in regia Francesca Pezzo ed Edoardo Paris. Adesso andiamo da Federico De Ros, nostro inviato a Cesarolo, un paese nella provincia di Venezia, vicino al Friuli Venezia Giulia, dove un camioncino ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate a un ristorante. A te, Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovato. Come diceva giustamente, ci troviamo a Cesaloro, nel comune veneziano di San Michele al Tagliamento, perché intorno alle 8:10 di questa mattina si è propagato effettivamente un incendio devastante, visibile da molti chilometri di distanza. Da quello che ci hanno raccontato i vigili del fuoco che sono sul posto, il rogo sarebbe partito proprio da questo camion che vediamo inquadrato in questo momento dal nostro operatore Michele Zanette. L'autista stava arrivando da Lignano quando improvvisamente ha visto del fuoco mentre stava proseguendo la sua corsa all'interno proprio della frazione di Cesarolo. Ha frenato di colpo praticamente e si è bloccato qui. Fortunatamente l'autista non è stato colpito dalle fiamme, però il rogo poi si è propagato per tutta la struttura che vediamo in questo momento, più precisamente all'interno del ristorante alla vecchia fattoria. Questa mattina abbiamo sentito inoltre anche il figlio dei titolari, che in quel momento, intorno alle 8:10, è stato svegliato dalla mamma, perché i titolari abitano proprio nel piano superiore del ristorante. Una tragedia sfiorata, perché qualora la mamma non avesse sentito effettivamente un forte odore di fumo, sicuramente staremo a raccontare una storia ben diversa e più tragica. Da notare che non ci sono al momento persone rimaste ferite o coinvolte, ci segnalano solamente l'arrivo di un'ambulanza perché una persona si sarebbe sentita male, e ovviamente intorno alle 8:30 del mattino si è attivata una macchina dei soccorsi veramente importante, che ha coinvolto numerose squadre proprio dei vigili del fuoco arrivate da Mestre, Portogruaro, San Donà e Latisana, con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala messe anche a disposizione dai comandi di Pordenone e di Udine. Sul posto ci sono anche i carabinieri che stanno seguendo tutti i rilievi del caso. In questo istante ci sono i vigili del fuoco che stanno continuando ad operare. Fino a pochi secondi prima di venire in diretta li abbiamo visti proprio sul tetto, perché hanno dovuto tagliare con la flex dei pezzi di grondaia pericolanti. Infatti ci hanno consigliato di non avvicinarci troppo, perché la struttura ha subito dei danni veramente ingenti. Loro stanno continuando in questo istante a entrare da fuori con le scale per effettivamente spegnere ancora dei principi di incendio, però diciamo che il fuoco è stato veramente domato in tempi rapidi. Perciò, direttore, una tragedia effettivamente sfiorata. Poteva andare peggio qualora la titolare non si fosse svegliata e prontamente avesse svegliato il figlio e il marito, però siamo qui a documentare questo incendio partito proprio da questo camion in movimento, che bastava effettivamente
fermarlo pochi metri più distante non staremo a documentare questa tragica fatalità che ha coinvolto purtroppo questa struttura e più precisamente questo ristorante alla vecchia fattoria. Per il momento da San Michele al Tagliamento è tutto, a te in studio. Grazie molte a Federico De Rossi, all'operatore Michele Zanette. Adesso andiamo a Vicenza perché si può arrivare addirittura a chiudere un negozio, un'attività per paura. Chiuso per paura, non per ferie, non per scelta, ma perché lavorare così è diventato impossibile. È il cartello che Margherita Parolin, la titolare di questo negozio, ha fisso sulle vetrine della sua bottega. Questo perché non sempre per la vittima e per il suo aggressore c'è spazio nella stessa città. Così Margherita Parolin ha deciso di abbassare le saracinesche del suo negozio. Questa è una storia che inizia sabato 31 maggio. E allora che un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno della bottega e costringe Margherita Parolin a barricarsi nel suo negozio per sfuggire alla violenza dello straniero che si scaglia contro di lei. L'immigrato viene immediatamente intercettato dalle forze dell'ordine, per lui il questore firma il Daspo Willy che impedisce allo straniero l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali che si trovano in centro storico a Vicenza. Però per Margherita Parolin vederlo passare per queste vie, per queste strade è davvero angosciante, finché giovedì scorso, ci racconta, torna a vivere. Sì, perché apprende che l'immigrato in quanto irregolare è stato spedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Poi, questo fine settimana, il colpo di scena. L'aggressore che l'aveva minacciata ricompare improvvisamente in città. A quanto pare avrebbe un certificato medico da cui risulta che soffrirebbe di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. Per Margherita Parolin, come potete immaginare, è uno shock e decide di chiudere. Prima di abbassare le saracinesche però ci manda questo videomessaggio che vi proponiamo, in cui dice: è una vergogna. È una vergogna, io voglio protestare, oggi ho deciso di chiudere il negozio perché ho paura, ma non solo per questo, perché voglio mandare un segnale molto chiaro. Le leggi oggi, la società è cambiata, l'immigrazione è cambiata, stiamo vivendo un momento epocale completamente diverso dagli anni passati e quindi chiedo che ci siano delle leggi molto chiare, precise e severe. Se sei un delinquente che ruba, spaccia o se sei aggressivo e violento, deve esserci una legge, fuori subito, te ne vai subito. Avete sentito? Deve esserci una legge per tutelare i cittadini, lo dice chiaro e tondo Margherita Parolin. Sullo sbandato pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. A quel punto, se sarà ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo potrà riprendere. Certo, un sistema fatto così, come potete ben capire, scarica tutti i problemi sulla città e sui cittadini. Noi ovviamente vi terremo aggiornati e vi racconteremo come andrà a finire. Grazie molte a Carlo Alberto Inghilleri, che è il capo della nostra redazione di Vicenza, con lui l'operatore Simone Squarcini. Adesso facciamo un salto a Venezia, in piazza San Marco, da Filippo Fois e per la parte tecnica Sandro Ponchio, perché Greenpeace ha esposto un maxi striscione contro le nozze di Bezos. Questo matrimonio non sa da fare, dicono gli attivisti. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Questo matrimonio non sa da fare, l'ha detto Greenpeace assieme ad altre associazioni, in particolare per quello che riguarda l'azione che si è svolta in piazza San Marco, un collettivo che si chiama Everybody Hates Elon, tutti odiano Elon Musk ovviamente, che non c'entra niente in questo caso, però comunque è tra gli invitati, se non altro dobbiamo dire, delle nozze di Jeff Bezos. È un comitato che credo abbia sede a Londra
Londra, però insomma è un segnale di come ci stiamo avvicinando a grandi passi all'appuntamento con la 3 giorni di festeggiamenti di Jeff Bezos, che comincerà il 26 di giugno. Assieme a me c'è Stella Faye, che è del comitato No Space for Bezos. Voi eravate al corrente che ci sarebbe stata questa azione, e che cosa c'era scritto nello striscione? C'era scritto: if you can rent Venice, you can afford to pay more taxes. Se puoi permetterti di affittare Venezia, puoi permetterti di pagare più tasse, ovviamente riferendosi al fatto che i miliardari sono celebri per non pagare le tasse proporzionatamente ai loro guadagni. Però c'è da dire che Jeff Bezos lascerà o staccherà degli assegni piuttosto sostanziosi durante questi 3 giorni, almeno €1 milione per Corila, che è un coordinamento per la tutela della laguna che comprende Ca' Foscari e lo IOAV, quindi le 2 università di Venezia, il CNR e l'Istituto Nazionale di Oceanografia. Altri fondi andranno alla Venice International University, che è un'università internazionale che ha sede nell'isola di San Servolo, e infine ci saranno delle donazioni anche per gli uffici UNESCO di Venezia. Cosa ne pensate voi di No Space for Bezos? Crediamo che comunque queste donazioni intanto siano briciole, appunto. Abbiamo sempre detto che non ci saremmo intrufolati sotto il tavolo di qualche oligarca per raccogliere le sue briciole. Appunto sappiamo che €1 milione, per quanto per noi possano essere tanti soldi, rispetto alla sua ricchezza non sono nulla, e poi appunto abbiamo un po' da ridire sulle scelte fatte da Bezos. Sappiamo che Amazon è una delle aziende più inquinanti del pianeta, e si sceglie poi di donare €1 milione a degli enti che si occupano di oceanografia. È quantomeno assurdo, tanto più che alcuni di questi, ad esempio il Corila, sono direttamente implicati con la costruzione del Mose, che sappiamo essere un'opera che non salvaguarderà veramente la laguna, ma anzi sarà obsoleta con l'innalzamento del livello dei mari dovuto al cambiamento climatico, e sostanzialmente soffocherà la laguna. Allora, c'è da dire, visto che si è parlato di queste donazioni, innanzitutto, secondo le stime dell'Associazione Veneziana Albergatori, Jeff Bezos dovrebbe lasciare a Venezia per questi 3 giorni di festeggiamenti, dovrebbe spendere circa €22 milioni. Qualcuno si è spinto a dire addirittura 30, è una cifra enorme ovviamente, sono pochi però diciamo rispetto ai $220 miliardi che è il patrimonio di Jeff Bezos, e ci permettiamo di dire, l'hanno detto anche le associazioni di categoria, sono pochi persino per quella che è l'indotto turistico di Venezia, che più o meno fattura $3 miliardi all'anno. Per quello che riguarda i 3 giorni di festeggiamenti, l'ultimo doveva svolgersi alla Misericordia, quindi siamo in Sestiere di Cannareggio, è stato spostato con tutta probabilità al 99% nella zona dell'Arsenale. Diciamo che era uno dei punti in cui si sarebbe focalizzata la vostra protesta, anche perché la Misericordia è stretta tra 3 canali piuttosto stretti, per cui diciamo logisticamente era quello dove si poteva avere più effetto con un'azione di disturbo. Sì, per noi di No Space for Bezos questa è un'enorme vittoria, perché l'organizzazione di cittadini e cittadine per respingere appunto questi oligarchi che pensavano di poter fare quello che volevano insieme, cioè con il lasciapassare dell'amministrazione, invece hanno dovuto cambiare i loro piani, quindi dal basso siamo riusciti a far saltare i piani dell'uomo, uno degli uomini più potenti del mondo. Che tra l'altro, e con questo chiudiamo anche questo collegamento, ricordando che domani ci sarà in prefettura un vertice sulla sicurezza proprio per gestire questa 3 giorni molto intensa. Tra gli invitati ci sono altri tra gli uomini più ricchi del mondo, il primo uomo più ricco del mondo, vale a dire Elon Musk, il secondo, come sapete, Jeff Bezos, ci sarà Bill Gates, ci saranno anche 2 figli di Trump, Ivanka Trump e Don Jr., che era il figlio che era rimasto coinvolto, se ricordate, in quella famosa battuta di caccia a Campagna Lupi in cui era stata abbattuta una specie protetta di anatra. C'è un aggravamento della situazione internazionale con i bombardamenti dei siti nucleari in Iran, per cui diciamo non mancano i motivi di preoccupazione, ma di questo poi parleremo anche nei prossimi collegamenti. Noi intanto ringraziamo Stella Faye del comitato No Space for Bezos e restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e alla gentile ospite che evidentemente non ha mai vissuto a Venezia ai piani bassi. Se fosse stata raggiunta dalle acque alte che arrivavano fino all'ombelico e che hanno distrutto di migliaia
di abitazioni, forse non sarebbe così ostile al Mose, che durerà almeno 50 anni e che per ora ha salvato Venezia da ulteriori acque alte eccezionali. Intanto vediamo cosa ha detto il presidente Zaia sulle nozze di Bezos. Dona 1 milione il capo di Amazon di euro al consorzio Corila di Venezia. Zaia dice grande sensibilità. Adesso andiamo a Bassano del Grappa da Mirko Cavallin e per la parte tecnica da Renzo Rigon, perché chiude un ponte, il ponte Ferracina, e quindi ci sarà una rivoluzione in centro nei prossimi giorni. A te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati con l'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. Il ponte Ferracina è alle nostre spalle, di fatto il quarto ponte di Bassano, piccolo ma strategico. C'è il ponte vecchio, ponte degli Alpini, il vicinissimo ponte della Vittoria e poi il terzo ponte più a sud. Ma questo è strategico, assessore, per la viabilità interna. Tra pochi minuti non si può più passare. Sì, diciamo che ancora pochi minuti dove finiremo gli apprestamenti, la segnaletica dedicata e poi il ponte ovviamente verrà chiuso. Il motivo è che ha bisogno di essere rifatto. Sì, era qualche anno che c'era questo progetto pronto di sistemazione e restauro del ponte. Quest'anno lo cantieriamo, 100 giorni di lavoro, 180.000 euro l'impegno complessivo di spesa. Nei pochi minuti di attesa per il collegamento sono passate comunque diverse macchine, pur essendo oggi un tranquillo lunedì in cui tanti negozi sono chiusi. Come cambia, assessore, la viabilità da qui alla fine di settembre? Allora, diciamo che il ponte verrà completamente interdetto al traffico, verrà rovesciata la viabilità di via Pusterla e verrà reso possibile ovviamente l'accesso ai residenti e anche ovviamente le attività economiche. Con della segnaletica dedicata verrà spiegato ovviamente tutto questo a chi in questo momento sta utilizzando questa strada come via di passaggio. Ovviamente questo non sarà più consentito. Quindi per chi arriva a nord dalla statua del General Giardino, per chi conosce la zona, non potrà più entrare in Viale dei Martiri ma dovrà proseguire. Ecco, se con Renzo riusciamo anche a far vedere la mappa, adesso vi spieghiamo tutto. Ecco, Renzo sta arrivando, assessore. Diciamo che già in testa, quindi a nord della città, è prevista una segnaletica dedicata per far capire che bisogna fare tutto il giro rispetto al centro cittadino che si colloca qui al centro. Queste vie, quindi via Gamba, via Pustella, Salita Marignano e ovviamente via Porticellunghi, è dedicato ovviamente ai residenti, ovviamente a chi opera in queste zone dove il transito è sempre consentito. La cesura viene fatta in questa parte qua dove c'è il ponte, quindi non sarà più possibile passare. Ci saranno dei semafori che adesso gli operai stanno approntando. Molti chiedevano informazioni perché forse la notizia non è ancora così chiara. Sì, diciamo che ne stiamo approfittando anche di queste ore per riuscire a fare anche un po' di formazione rispetto a chi ancora sta transitando. Chiaro che invece fra pochi minuti il ponte sarà chiuso, quindi non sarà più possibile passare, ci si dovrà girare, seguire la nuova segnaletica e recarsi verso l'uscita del centro storico. Per quanto riguarda i pedoni invece, visto che qui c'è Palazzo Sturm che è una sede espositiva molto importante? Non c'è nessun problema, il palazzo ovviamente sarà accessibile come tutte le attività economiche, non sarà possibile passare a piedi sopra il ponte ma ci sono sempre le scalette di servizio che sono aperte. Termine lavori dunque 30 settembre, salvo si spera un po' di anticipo. La speranza è sempre quella di finire nei termini, meglio anche se prima, poi vedremo nel corso del tempo come andranno i lavori. Allora seguiremo ovviamente anche eventuali disagi dovessero crearsi, soprattutto da domani. Ecco, nel frattempo i mezzi, gli ultimi che stanno passando sul ponte, poi da qui fino all'inizio di ottobre non si potrà più passare. Con Renzo Rigon alla parte tecnica, da Bassano è tutto, a te la linea direttore. Grazie molte, grazie a Mirko Cavallin e Renzo Rigon. Vediamo problemi dovuti ai ponti anche a Padova, un caos nella prima giornata di chiusura del ponte Ariosto, traffico e code fin dalle prime ore alla Stanga, che è una delle principali vie d'accesso al centro della città. I lavori vanno ad aggiungersi ai cantieri del tram. Sentiamo il reportage di Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Un lunedì da dimenticare, soprattutto per i pendolari che devono raggiungere il centro della città di Padova e in particolar modo la zona degli ospedali. La chiusura del ponte su via Ariosto, un cantiere previsto dall'amministrazione di Padova e che in realtà durerà fino a oltre la metà di agosto, ha davvero messo in ginocchio quest'area. Qui siamo al fagiolo della Stanga con code lunghissime per tutta la mattinata e fin ovviamente
ovviamente dalle prime ore in cui le persone si spostano verso il centro città. Code che hanno interessato anche le tangenziali. Chi arriva qui non può più andare verso via Ariosto perché il ponte è chiuso, quindi verso gli ospedali deve muoversi su via Fistomba, e guardate, questa è la situazione su via Venezia, che arriva dalla zona di Padova Est e dall'autostrada, ed è stata così costantemente per tutta la mattinata e probabilmente tornerà a essere così anche nelle ore serali, quando le persone si sposteranno da Padova per fare rientro nelle loro case. Una situazione che è ovviamente ulteriormente appesantita dai cantieri del tram. Anche qui stanno lavorando gli operai delle varie ditte che stanno realizzando il SIR 2 e il SIR 3. Saranno 14 per tutta l'estate i cantieri del tram in tutta la città di Padova, e da domani un altro spettro si apre per chi deve muoversi sempre nella zona est di Padova, ovvero la chiusura totale di via San Marco in alcuni tratti, proprio per permettere la realizzazione della rotaia. Quindi davvero, se dovete raggiungere la città di Padova, fate attenzione e cercate di studiare insomma la mappa per raggiungere il centro senza trovarvi imbottigliati in una situazione molto simile a questa. Chi arriva dal centro viene deviato sul ponte dei Graissi che vedete alle mie spalle, ci si può poi mettere sulla lungargine San Lazzaro per ritornare verso la Stanga, ma per i camion c'è deviazione obbligatoria verso via Vigonovese. Via Vigonovese, come vedete, è un serpentone anche a quest'ora, e guardate il lungargine anche in questo momento. Ecco il ponte completamente chiuso su via Ariosto, molte le auto che sono incerte una volta che arrivano da via Ariosto per andare in direzione Stanga. Questo davvero è uno dei punti principali della città per chi si muove dalla zona ospedali verso Padova Est e viceversa da Padova Est verso la zona ospedali. Il ponte, che è un ponte degli anni 50, per le opere di manutenzione deve essere sollevato, un intervento da 600.000 euro con l'altro ponte, quello su Roncaiete, che verrà chiuso a partire dal 24 luglio, quando il manufatto che avete alle mie spalle resterà aperto, e che ha davvero creato un caos per chi arrivava in città e doveva andare in direzione ospedali questa mattina. Preziosi consigli di Chiara Gaiani per evitare imbottigliamenti a Padova. Avete visto il famigerato Fagiolo, la rotonda Fagiolo, dove può iniziare il calvario degli automobilisti che vanno verso Padova. Adesso andiamo in diretta da Cristian Arboit e da Simone Merlo a Falzè di Trevignano, perché i vandali sono sempre in azione. A te, Cristian. Esatto, proprio così, direttore, buongiorno da via Cornarotta di Falzè di Trevignano. Vandali sempre in azione, questa volta hanno colpito questo capitello, che è molto di più di un capitello qui a Trevignano, è un simbolo della storia, è un piccolo sacrario che ricorda un fatto storico del 1945, una rappresaglia tedesca, i tedeschi in ritirata che appunto presero in ostaggio un gruppo di abitanti di Trevignano. Tra questi abitanti c'erano anche il papà, la zia e il nonno di Paolo Schiavon. Paolo Schiavon, che è un po' memoria storica dei luoghi, e lei, Schiavon, si occupa molto spesso di questo capitello monumento, lo cura, ne fa la manutenzione. Certo. Però domenica mattina che cosa ha scoperto? Domenica mattina verso le 7:30 tornavo da una visitina in cimitero, e passando, io abito qui a un chilometro neanche, e ho visto della gente che guardava, e mi sono accorto che c'era una devastazione totale dei fiori, delle campane.
è una cosa che ci ha colpito molto, diciamo. Ecco. Diciamo che nella notte c'è stata una vera e propria profanazione alla memoria del luogo da parte, a quanto pare, di alcuni ragazzini in scooter, questo stando ad alcune testimonianze. Probabilmente sì, perché verso le 2:30 così alcuni vicinanti qui hanno sentito uno scooter e un paio di biciclette, 3, che facevano chiasso, quindi probabilmente qualche bravata di qualche gruppo di giovani, diciamo. Una bravata che fa male, perché appunto parliamo della memoria di un intero territorio. Per noi sì, per noi è perché tutto sommato non c'è stato un danno economico enorme, ma è la profanazione di un punto dove noi abitualmente passiamo qui e ci fermiamo, perché questo è un punto dove che noi di Falzè, di Trevignano, perché è coinvolto tutto il paese, qui per noi è un punto di riferimento. Tra l'altro luogo che il comune aveva da poco anche rimesso a nuovo, ristrutturato. Qui con me lo saluto, lo ringrazio, il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. È un episodio che fa male, voi siete a caccia di questi vandali, avete segnalato il tutto ai carabinieri. Sì, certamente. Allora, buongiorno a tutti. Come è già stato detto, questo è il nostro luogo del cuore, è un luogo sacro perché ricorda un episodio importante della nostra vita comunitaria ed è il simbolo della liberazione di Trevignano nella Seconda Guerra Mondiale. Fra l'altro Trevignano nella Seconda Guerra Mondiale era già avvenuto un eccidio di 10 persone in un'altra borgata del nostro territorio e quindi quello che stava per avvenire in questo luogo era un altro fatto gravissimo che però ha reso la comunità più forte. Questo capitello è stato eretto proprio in memoria di questo fatto ed è veramente brutto, il danno morale è molto alto, quello di averlo non tanto danneggiato ma quanto profanato, perché come avete visto danni permanenti non ce ne sono stati, ma l'indignazione della nostra comunità è stata molto grande. Senta sindaco, le faccio una domanda: se questi ragazzini, pare siano ragazzini, vengono in qualche modo individuati, che cosa succede? Prima dicevamo qua potrebbe esserci anche una lezione extra di storia. Se servisse sarebbe opportuno, no? Ma dovrebbero prima di tutto chiedere scusa perché hanno profanato la nostra memoria e il gesto di Quattro Fiori, visti singolarmente, non è grave, ma in questo luogo con quello che rappresentavano è un atto per noi gravissimo, quindi insegnargli la storia è il minimo. Grazie sindaco Bonesso, quindi le indagini proseguono. Grazie Paolo Schiavon. Memoria del luogo da via Cornarotta di Falzè di Trevignano. Per il momento è tutto. Con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, Arboet e Simone Merlo. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la notizia che abbiamo dato poco fa: no Bezos, arrivano i rinforzi, blitz con manifesto di Greenpeace in piazza San Marco. È un maxi striscione, come vedete da questa foto. Poi la storia di un ragazzo di Verona, carcinoma all'intestino a 14 anni, la terapia non è coperta dall'USL e la famiglia chiede un aiuto per le cure. Caterina, sopravvissuta alla tragedia del bus di Mestre, penso sempre alle mie amiche morte, l'autobus che era precipitato dal cavalcavia. E poi Gaia Moretto e Valentina Righetti, dopo le nozze, sfilata al Pride, le due ex campionesse di volley travolte dagli insulti omofobi via social. Rischiavo l'infarto, non mi hanno chiesto mai come stai, licenziato con una mail. È la storia di un medico che è stato licenziato. E Baggio e Del Piero, il post che fa sognare i fan, 2 veneti a New York, migliaia di like e cuoricini in poche ore. Infine Alessio, a 17 anni, è campione di cubo di Rubik, lo risolvo bendato, mi alleno 2 ore al giorno prima delle gare. Ancora la cronaca, una tragedia della montagna nel fine settimana. Un 64enne di San Pietro in Gu è morto durante una scalata in montagna sulle pale di San Martino. La vittima era un climber molto esperto. È
È precipitato sotto gli occhi del figlio che insieme ad un altro compagno di cordata ha trattenuto per ore la fune a cui erano agganciati fino all'arrivo dei soccorsi. Per Giuseppe Tararan, 64enne residente a San Pietro in Guma, originario di Sandrigo nel Vicentino, non c'è stato nulla da fare. Climber esperto stava arrampicando da primo di cordata su cima dei Lastei, sulle pale di San Martino. All'improvviso ha perso l'appiglio ed è caduto, rimanendo appeso alla corda senza rispondere ai compagni, che sono riusciti però a dare l'allarme al 112. L'elicottero del soccorso alpino di Primiero è riuscito ad avvicinarsi alla parete nonostante il meteo difficile. I soccorritori hanno risalito il canalone nonostante pioggia e ghiaccio e nebbia che avvolgeva la montagna. Al figlio Alessandro, che era con lui, Tararan aveva trasmesso la passione per la roccia. Non era un'impresa estrema quella che stava affrontando e i suoi compagni di escursione non sanno spiegarsi cosa sia successo. Il 64enne respirava ancora quando è stato raggiunto dai soccorritori, ma le sue condizioni erano gravissime ed è spirato poco dopo, prima dell'arrivo dell'elisoccorso, che era riuscito a raggiungere il luogo dato il miglioramento del meteo e a riportare così la salma a valle. La comunità di San Pietro in Gua è profondamente colpita da questa tragedia. Il 64enne era molto conosciuto e attivo in paese, dove animava parecchie iniziative. Il sindaco Paolo Polati lo ricorda così: siamo sconvolti per la notizia della perdita del caro amico nonché cittadino Giuseppe Tararan per la tragica scomparsa. Giuseppe era una persona fantastica, generosa, che aveva dato tanto al nostro paese con la sua passione per la montagna. In questa palestra possiamo vedere la parete di roccia che animava con il gruppo Amici per la Montagna, ma non solo. Giuseppe collaborava per le iniziative di animazione, soprattutto nel periodo invernale. Un grande ringraziamento per quanto ha dato al nostro paese e mi stringo forte con un abbraccio alla famiglia. Giuseppe Tararan era uno scalatore esperto e grande conoscitore della montagna. Nel 1996 aveva scalato il Chapicalchi in Perù e nel 2005 sul Pic Lenin, un 7000 della catena del Pamir. La procura ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari, che ora dovranno fissare la data dei funerali. Servizio di Valentina Visentin. A fuoco ieri sera a Trieste, un appartamento di via Rossetti, sul posto Pompieri, polizia locale, polizia di Stato, ha denunciato il proprietario dell'abitazione perché il sospetto è che il rogo sia stato doloso. È stato rintracciato nella notte, interrogato dalla polizia, l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al Civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono. Ancora al vaglio la posizione del 45enne. Iniziata l'estate, tanti sono gli italiani che vanno in barca, bisogna sempre stare molto attenti, bisogna evitare imprudenze e seguire tutte le regole e i regolamenti per la sicurezza. A Trieste, per fortuna, dei diportisti sono stati salvati dalla Guardia Costiera, ma avevano avuto delle grosse difficoltà. La barca a vela rischiava di affondare, ma i 3 diportisti sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri. La segnalazione di richiesta di soccorso è avvenuta poco prima delle 18 da parte degli stessi diportisti e immediatamente è stato dato avvio alle operazioni di soccorso, impiegando la motovedetta e il battello costiero. Le 2 unità della Guardia Costiera hanno raggiunto in tempi brevi l'imbarcazione, che ormai alla deriva rischiava di infrangersi sui bassi fondali a causa delle correnti presenti in zona.
Al fine di evitare il peggioramento della situazione sono state subito avviate le operazioni di messa in sicurezza tramite i mezzi a disposizione della motovedetta, scortando nel frattempo l'imbarcazione verso il cantiere nautico più vicino per il successivo alaggio a terra. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 19. Servizio di Gianluca Paladin, vediamo la storia di un furgone con alcuni animali da adottare che si è schiantato tra Cessalto e San Stino di Livenza. Il furgone proveniva dalla Bosnia e stava andando in direzione Milano. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Lui e la sua aiutante, entrambi bosniaci, sono rimasti feriti in modo grave ma non paiono in pericolo di vita. Nell'impatto si sono aperte le porte dei van e alcuni animali sono fuggiti nei campi circostanti. Si tratta in particolare di 2 cani e 2 gatti. Il cane nero si chiama Uli, è un maschio di taglia media castrato. Il cane chiaro si chiama Lili ed è una femmina di taglia piccola sterilizzata. I cani sono muniti di tutta la regolare prassi sanitaria e hanno microchip bosniaco. Altri cani ed altri gatti che erano a bordo sono invece già in sicurezza al rifugio Zampa nel Cuore di Udine, che attraverso i social ha richiesto l'aiuto di droni e volontari per cercare gli animali fuggiti. Chi li avesse visti può mettersi in contatto con l'associazione Zampa nel Cuore, sezione nord-est. Ed ora andiamo da Valentina Visentin che ci ha chiesto la linea. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo ad Abano Terme in un distributore di benzina lungo via dei Colli, una delle strade principali della località termale, perché questa notte intorno alle 2:30 ignoti hanno assaltato il distributore prendendo di mira la colonnina del self-service che vedete dalle immagini del collega Cristian Roque Allende è stata fatta saltare in aria, completamente divelta e distrutta, danni ingenti perché l'esplosione ha provocato anche la rottura del vetro della vetrina del distributore e quindi una esplosione che ha messo fuori uso completamente l'impianto di benzina, che resterà chiuso non solo per oggi. Il proprietario ci ha detto rimarrà chiuso anche per molti giorni. I danni ovviamente sono ingenti e in fase di quantificazione, così come il bottino che dovrebbe essere superiore, insomma intorno al migliaio, un paio di migliaia di euro. La banda in fuga al vaglio dei carabinieri che stanno indagando. Le telecamere di sorveglianza della zona. Non sarebbe il primo episodio avvenuto proprio qui nell'area termale. Qualche settimana fa un altro distributore era stato preso di mira. Da Abano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero molte a Valentina Visentini e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Adesso andiamo alla politica, davvero al caos politico in regione in vista delle elezioni, mentre a sinistra si va verso la candidatura ufficiale di Giovanni Manildo. Così ha deciso la direzione del PD di candidare a Presidente della Regione l'ex sindaco di Treviso, che aveva battuto Giancarlo Gentilini, che poi era stato a sua volta sconfitto da Mario Conte. A destra la Lega scalda i motori scendendo in piazza con banchetti informativi in attesa del candidato che verrà, con uno scontro continuo tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Come da richiesta del segretario Alberto Stefani, la Lega è scesa in piazza con i suoi gazebo per metterci la faccia, come recitano i volantini distribuiti ai cittadini, e per chiedere anche a loro le proposte per il Veneto del futuro. Nel centrodestra si è sempre in attesa di stabilire il candidato che verrà, quando ormai pare certo che a Roma il veto sul terzo mandato sia definitivo. Antonio Tajani di Forza Italia ha chiuso in settimana ogni discussione sull'argomento e Salvini non pare dispiacersi troppo del futuro di Luca Zaia, purché sia Alberto Stefani il candidato a sfidare Manildo. Terzo mandato, per l'amor di Dio, a me farebbe piacere Zaia. Se Zaia non dovesse essere riconfermato con il terzo mandato, la Lega ha persone adeguate con profili e spessori che porteranno sempre i valori della Lega a livello regionale e nazionale. Mi sembra però che sul terzo mandato si sia un po' chiuso il capitolo recentemente.
Peccato, perché se è vero quello che ho visto anche da parte di Forza Italia, queste continue chiusure, insomma, vuol dire non dare seguito a chi ha amministrato bene. Questo è un punto di domanda che mi chiedo perché, e soprattutto chi ha fatto bene secondo me dovrebbe andare avanti sempre. Spaccature quelle con alcune parti della maggioranza del centrodestra che non preoccupano eccessivamente il capogruppo Schiavon, che si dice certo che quando si dovrà decidere sul candidato e quando si andrà al voto, la coesione delle forze in campo sarà totale. Ma non vedo motivi perché non si debba andare uniti, quindi per me penso anche di sì, poi chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Servizio di Elena Dal Forno. Ilaria Marchiori aveva intervistato giorni fa l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato, che si era autocandidato. Ha detto: se non dovesse esserci presidente Zaia non vedo perché non potrei fare io il candidato presidente. Sentiamo. È caduto questa possibilità, mi dispiace molto, guardiamo avanti, decidiamo il candidato, che sia un candidato o una candidata attrattiva, che possa dare risposte ai veneti che meritano evidentemente di essere rappresentati al meglio. Lei si candiderebbe? Assolutamente sì, anche perché visti i nomi che girano non capisco per quale motivo uno con il mio curriculum e con la dedizione che ho sempre dimostrato in questi anni non potrebbe candidarsi. Assolutamente sì. Punto primo, Bulldog Marcato il tema del terzo mandato lo dà già per chiuso e impacchettato ed è difficile dargli torto. Punto secondo, l'assessore regionale si rilancia come candidato a Palazzo Balbi. Se Zaia non sarà, perché non proprio un campione di preferenze come lui? E i suoi colleghi come la prenderebbero? Malissimo, perché io ogni volta che c'è questa possibilità so che c'è gente che non dorme di notte. Io invece dormo tranquillamente, quando sono a posto con la mia coscienza sono assolutamente sereno, anzi serenissimo. Chi dormirebbe male non è difficile individuarlo. C'è un segretario veneto, Alberto Stefani, con il quale i rapporti da tempo non sono idilliaci e che è in rampa di lancio come candidato non dovesse essere Zaia, sempre che Fratelli d'Italia non ci metta lo zampino. I nodi verranno al pettine ormai a giorni. Il ministro Guido Crosetto, fedelissimo di Meloni, è al tavolo del Consiglio dei Ministri in queste ore, ma mette davanti problemi più impellenti. Vede la voce venti di guerra. Mi occupo di difesa, mi basta quello e avanza. Mentre Zaia ostenta tranquillità. Non ho assolutamente patturnie o non perdo il sonno. Quello che accadrà a Roma si vedrà, vedremo cosa accadrà e di conseguenza mi comporterò. Il nodo è quello di Forza Italia, con il Tajani scatenato che ha rigettato qualsiasi ipotesi di scambio tra la Regione e il Comune di Verona, dove il centrodestra convergerebbe su Tosi, e ha messo di traverso nella discussione lo ius scholae, facendo saltare il banco di ogni accordo sul terzo mandato, vista l'opposizione della Lega, anche se Zaia in qualche modo apre. Loro hanno delle progettualità, che è quella di dare la cittadinanza ai ragazzi che vanno a scuola, che fanno la scuola dell'obbligo per 10 anni e quindi arriverebbero a 16 anni ad avere la cittadinanza, il che vuol dire che fino a 16 anni tu non c'hai la cittadinanza. E dall'altro è anche vero che in questo paese con l'attuale legge a 18 anni hai la cittadinanza, quindi alla fine avremo un vantaggio di 2 anni. Marcato sugli azzurri è invece lapidario come sempre. Io credo che siano un po' come un partito in cerca di autore, forse devono capire anche da quale parte collocarsi, se a destra, se a sinistra, se al centro, non lo so. Insomma, l'importante è che poi quando si fa un programma si mantenga la parola sul programma concordato. Dunque si rigioca un'altra partita e Marcato torna a dire: mancando il fuoriclasse c'è bisogno di nomi per la vittoria, e le frecciate come sempre non mancano. Se togliamo via Zaia e magari dopo anche candidemo Gaine, certo che diventa una partita un po' strana, insomma. Il servizio di Nicola Zanetti, il nostro caporedattore centrale. Restiamo sulla cronaca bianca con l'assessore Sandro Zampese, che fa il punto sui lavori in città a Treviso e spiega il decreto sicurezza, più tutele per i cittadini sulla microcriminalità. Ovviamente il fattore sicurezza sarà determinante anche alle prossime elezioni. Il cantiere Stefanini è sbloccato da parecchio tempo, stiamo seguendo perfettamente il cronoprogramma e noi abbiamo la finestra delle vacanze di Natale per fare lo spostamento. Partendo dal tribolato cantiere delle Stefanini, con demolizioni impreviste nei mesi scorsi e passando per tutti quelli ancora aperti, l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese traccia un prospetto di quello che sta accadendo in città. Ferite aperte che vanno via via chiudendosi nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR
e compatibilmente anche con gli allacciamenti fognari. Ad oggi, se non vi sono poi imprevisti di natura maggiore, noi siamo con i tempi rispettati. Abbiamo circa una trentina di cantieri, quasi tutti PNRR, dove stiamo procedendo. Ieri sono andato a visitare anche il quartiere di San Liberale, lo facciamo settimanalmente, anche lì dobbiamo dare una stretta proprio per liberare la popolazione sia dai lavori che abbiamo fatto con ATS, lavori epocali delle nuove fognature che collegheranno San Liberale al depuratore comunale, ed è la prima volta in Italia che si collega un intero quartiere a un sistema nuovo fognario, e anche poi la riqualificazione ambientale e sociale del villaggio. Anche sull'ex caserma Salsa i lavori di bonifica del terreno hanno rallentato le procedure. Stiamo dialogando con la provincia e con l'ASL, siamo fermi alla caratterizzazione, abbiamo già avuto le modalità per fare la bonifica, e quindi abbiamo ripreso i lavori nel fabbricato A, che sarebbe quel fabbricato che poi cederemo all'Università di Padova. L'assessore nel fine settimana è stato anche impegnato nella campagna leghista dei gazebo voluta dal segretario Stefani, che ha visto oltre 1000 punti di contatto tra militanti e cittadini. Uno dei temi sui quali più sono arrivate domande è stato quello del recente decreto sicurezza. Stiamo illustrando il decreto sicurezza che è stato votato, quindi la restrizione per soprattutto i reati sociali, quindi stop ai borseggi, alle occupazioni abusive di case, che comunque non permettono di dare le case a chi è in graduatoria, che giustamente è in graduatoria e che aspetta, stop alle violenze, stop ai blocchi stradali, e anche ci sono 14 nuovi reati che soprattutto legati a quello che una volta, anche sbagliando, si chiamava microcriminalità, e che invece è molto, molto impattante sul tessuto sociale dei cittadini. Intervista di Elena Dal Forno, quindi la sicurezza, e poi i tanti cittadini che hanno proprio a cuore le loro città. Ci sono moltissimi comitati, come per esempio a Padova, dove il comitato di Sebastiano Arcoraci chiede più attenzione per Prato della Valle, che andrebbe rilanciato, e quindi ci sono a riguardo delle proposte concrete. Abbiamo presentato un progetto dove si prevede appunto il rifacimento completo del manto. Il progetto consisterebbe in 3 milioni di euro di spesa, e anche l'impianto di illuminazione con l'arredo urbano necessario, perché oggi è completamente spoglio, diciamo, a parte le statue. Ecco, questo progetto è lì, giace nei cassetti di Giordani, di Colasio, Michalizzi, eccetera, ma come si fa? Protesta del comitato pro Prato della Valle. Le proposte che sono state presentate non sono state accolte. L'area della storica piazza padovana però ha bisogno di maggiori attenzioni. È un'area fra le più belle d'Europa, e che però, tranne alcune manifestazioni e il mercato naturalmente settimanale, spesso è completamente deserto. Un'area come questa, che se l'avesse qualche altra città in Italia ne farebbe tesoro, e invece assistiamo a un manto che è pieno di buche ed è fonte di isola di calore, specialmente in estate. Se noi andiamo a misurare adesso, ci saranno a livello del terreno 50 gradi. Molte le proposte che sono state fatte, da una nuova pavimentazione a una serie di eventi per far rivivere l'area. Il comitato però si scontra col silenzio della giunta. Ci sono 4 milioni di incasso che l'amministrazione ha avuto dalla tassa di soggiorno, ma possibile che 1 milione l'anno non si possa destinare a Prato della Valle? Neanche un euro. Ci hanno preso in giro, perché noi fino a un mese fa siamo stati anche in un incontro in cui gli assessori relazionavano su quanto hanno fatto nella città, e appunto pensavamo che fosse la volta buona che anche per il Prato della Valle ci mettessero qualche soldo. L'intervista di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Adesso con Francesca Pezzo ed Edoardo Paris in regia andiamo in pubblicità. 2 minuti, torniamo subito.
Ancora in diretta con Focus TG, tanta cronaca e tante notizie. Questa riguarda i progetti rivolti ai ragazzi detenuti nel carcere minorile di Treviso. Tra questi anche uno sulla musica rap, come quello che ha coinvolto un giovane femminicida e che tante polemiche ha sollevato. Un giovane femminicida che è riuscito a realizzare questo rap in carcere e lo ha praticamente fatto distribuire all'esterno del penitenziario. Sentiamo. Aiutare i detenuti del carcere minorile a prendere consapevolezza di quanto commesso per poi favorirne il reinserimento una volta scontata la pena. E questo è uno degli obiettivi dei tanti progetti che entrano tra le mura dei penitenziari, come quello dell'associazione romana Crisi come Opportunità, che coinvolge i ragazzi nella scrittura di una canzone, come il brano prodotto dal giovane accusato dell'omicidio di Michelle Causo, uccisa a Roma nel 2023 e poi abbandonata in un carrello della spesa tra i rifiuti. Si usa la musica trap perché è un veicolo proprio per far emergere la consapevolezza di quello che si è fatto. Ovviamente noi non sappiamo che reato hanno commesso i ragazzi che partecipano al percorso. La canzone scritta dal giovane killer di Michelle molte polemiche ha suscitato per essere uscita dal carcere minorile di Treviso finendo sui social. La canzone non è partita dal carcere, ok? Non era finalizzata a essere pubblicata. Un progetto che in un secondo momento coinvolgerà proprio la cooperativa Comunica con la creazione di una sorta di gioco in scatola che, partendo da alcune frasi tratte da queste canzoni rap, porterà a riflettere sulla legalità. E che farà riflettere sul fatto che le scorciatoie non portano a vincere. E la realtà del carcere è entrata anche nel docufilm realizzato dall'Istituto Comprensivo di Villorba Povegliano grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura e dell'Istruzione che ha permesso ai ragazzi di conoscere le storie di alcuni ex detenuti. In particolare di uno che hanno proprio seguito durante il lavoro in cooperativa alternativa e hanno capito il suo vissuto in carcere, anzi prima del carcere, in carcere e il cambiamento che è avvenuto dopo il carcere. Di persona che rimane in cooperativa alternativa perché vuole aiutare altre persone. Il carcere non deve avere solo una funzione punitiva, spiega ancora Marconi, ma si deve pensare di creare nella persona una consapevolezza di quello che ha fatto. Che non vuol dire un dimenticarsi di quello che è successo prima, vuol dire, come dicevo prima, vivere con il peso di quello che si è fatto prima, di quello che si è sbagliato, però cercare che il resto della propria vita vada in una direzione diversa. Servizio di Francesca Bozza. E poi vediamo 10 biciclette riparate dai detenuti del carcere di Santa Bona a Treviso che sono state consegnate alla FIAB che le metterà a disposizione di 10 donne migranti dopo un corso di formazione in autunno. 10 biciclette destinate a 10 donne migranti, passate attraverso le mani operose di adulti detenuti nel carcere di Santa Bona. Una rete sinergica con capofila iCare per restituire vita e dignità alle persone e anche ai mezzi a due ruote lasciati a marcire nei depositi comunali, provenienti da furti o abbandoni e mai più reclamati. Insieme alla cooperativa Alternativa Ambiente e al Comune di Treviso, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si è fatta carico di trovare le 10 bici da riparare che sono state ora consegnate. Dal Comune di Treviso abbiamo ottenuto 10 biciclette usate da sistemare veramente. Le abbiamo date alla cooperativa del carcere di Santa Bona che ha provveduto a sistemarle a pagamento. Dunque abbiamo 10 biciclette, 582 euro che FIAB anticipa perché il progetto è finanziato dalla Regione Veneto. Un progetto più grosso seguito da iCare che tiene dentro tante altre finalità. Le bici restano in custodia a FIAB Treviso fino all'autunno, quando troveranno nuove proprietarie dopo un breve corso introduttivo. Facciamo un breve corso di scuola guida, di codice della strada e poi una volta che vediamo che sono autonome regaliamo loro le biciclette sperando che le usino per lo scopo di andare in giro, di accompagnare i bambini a scuola, andare a trovare l'amica e tutte queste cose qua. Corsi che FIAB aveva già fatto con il progetto Monigo Migranti e che si prepara ad offrire anche ad altri cittadini residenti.
Nel prossimo autunno cominceremo a progettare dei corsi di educazione alla bicicletta e soprattutto alla sicurezza per quelle giovani mamme e giovani padri che non hanno ancora il coraggio di prendere il seggiolino per portare i figli alla scuola materna o altrove. Sarà soprattutto rivolto a loro. Dal giornale di Vicenza non ci sono soltanto le truffe agli anziani, ci sono anche le truffe alle aziende. Vediamo questa storia: si inseriscono nella posta aziendale, ottengono un bonifico da 150.000 euro. È la truffa Beck, dice il giornale di Vicenza. Gli hacker hanno monitorato una transazione tra 2 aziende vicentine e spacciandosi per una di queste hanno ottenuto i soldi, ma la polizia postale li ha smascherati e bloccati. Questa volta è andata bene, ma c'è chi perde tantissimi soldi perché viene truffato da questi specialisti. Adesso la storia di Hülya Erdogan, una ragazza, una signora turca di origine, ma da 33 anni a Macerata sul Piave, e della sua battaglia contro il tumore al seno. Quando lui mi ha detto, ma io noto quando tu cammini hai affanno che forse tu dovresti un po' perdere peso, ho capito che ero forse un po' troppo carne per lui. Per lui ho deciso di dimagrire, per farmi piacere lui, che non ascolto mai nessuno. Infatti grazie a questa persona ho cominciato questo mio percorso di salvarmi la vita. Una frase che sicuramente non ha fatto piacere a Giulia, quella pronunciata da un amico speciale, ma che lei, testarda per sua stessa missione, ha deciso comunque di ascoltare, salvandole la vita. Apertura per me è che dove ho conosciuto il mio nemico che cresceva dentro di me tutti i giorni. E io con questo nemico, fino a quel giorno, avevo fatto le vacanze, ero andata a lavorare, avevo portato a passeggiate il cane, avevo lavato i piatti, era con me. Giulia, 49 anni, di origini turche, da 33 in Italia, decide di ascoltare quel consiglio e dopo aver perso 3 kg capisce che c'è qualcosa che non va. A settembre ho capito che c'era qualcosa che non andava perché è venuto fuori la malformazione al seno e subito ho fatto tutte le analisi, test velocemente, è venuto fuori questo tumore al seno abbastanza grave, aggressivo. Da quel momento inizia quel lungo, doloroso percorso che affrontano molte donne, la chemioterapia, la perdita dei capelli, il corpo che cambia per le cure. 35 giorni fa si sottopone ad una mastectomia bilaterale. Una battaglia da 9 mesi, come esattamente dato, c'è tempo di una nascita, no? Di un bambino. È bello vedersi rinascere. Durante questi mesi viene raggiunta dalla madre che dalla Turchia le sta accanto dandole la forza di sorridere, scoprendo dai colleghi agli amici un'enorme solidarietà. E poi ci sono 2 frasi che cambiano a Giulia il modo di affrontare la malattia. La risposta del chirurgo senologico alla sua domanda se potrà mai farcela. E lui mi ha detto, ma lei quanti chilometri fa al mese? Ho detto, ma quasi 2.000, 3.000 per lavoro. E se fino adesso non è successo niente, perché deve morire proprio adesso con un tumore? Non lo prende, cioè non se la deve prendere come una questione che devo morire, ma lo prende come un segnale. Forse qualcuno le vuole mandare un messaggio, no? E da quel giorno in poi ho cambiato anche il punto di obiettivo. E quella dell'oncologa alla quale Giulia manifesta il dispiacere per dover sacrificare l'estate per le terapie. Mi ha detto l'oncologo, ha detto, perché di quale estate ti preoccupi? Ti stiamo salvando tutte le estate sprecando questa. Questa malattia, ammette Giulia, mi ha cambiata in meglio, vedo il mondo con occhi diversi. L'ho presa perché mi ha voluto insegnare qualcosa, questa malattia. Io ho già imparato a non odiare, imparato a rispettare di più. Una Giulia migliore, quella di oggi? 100%. Bella storia raccontata da Francesca Bozza. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, una docente minacciata dopo la bocciatura. È intervenuto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha detto un fatto inaccettabile. Ed è arrivata nelle scorse ore la notizia che il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato la legge speciale per Venezia. In città esulta la maggioranza di centrodestra, mentre per il centro-sinistra l'importo è troppo basso.
Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha rifinanziato con 23 milioni di euro la legge speciale per Venezia, risorse preziose che serviranno alla salvaguardia e al mantenimento della città. Lo ha deciso poche ore fa il Consiglio dei Ministri nell'ultima seduta a Palazzo Chigi. 23 milioni di euro che, sommati ai 5 milioni già arrivati lo scorso dicembre all'interno del patto di stabilità, fanno salire a 28 milioni di euro il totale dei fondi erogati per Venezia nel 2025. Anche la valutazione di questo dato però non mette tutti d'accordo. In Consiglio Comunale maggioranza e opposizione a Cafarsetti si dividono. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ringraziato da parte sua la premier Giorgia Meloni, il vice premier Matteo Salvini e tutto il governo nelle sue pagine social per questo impegno, mentre Monica Sambo è partita all'attacco. La segretaria del Partito Democratico a Venezia ha parlato di cifra nettamente insufficiente rispetto alle esigenze. L'importo erogato di 28 milioni di euro però è in linea con quello finanziato dai governi precedenti, annota Michele Zuin, assessore comunale al bilancio. Sono soldi importantissimi per Venezia, importantissimi soprattutto appunto per il centro storico, le isole, l'estuario, e che servono per andare avanti e portare avanti le opere di questa città così particolare e così importante. In totale sono 28 milioni per l'anno 2025, gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi anni di governo di centrosinistra, che hanno rifinanziato la legge speciale, e quindi andiamo in continuità. Sambo ribatte e attacca. Il sindaco è evidente che ha perso ogni credibilità a livello nazionale, dato che appunto inizialmente ne sono stati riconosciuti solo 5 milioni dal governo e adesso 23, ma sono assolutamente risorse insufficienti per la gestione di un patrimonio così inestimabile e così importante. Come Consiglio Comunale all'unanimità avevamo votato una mozione che chiedeva un impegno al governo di finanziare almeno 150 milioni di euro Venezia per la gestione di tutte le peculiarità, per la sua salvaguardia, per la residenza, per i servizi. Probabilmente è la solita storia, dipende da quale parte si guarda il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Al netto delle schermaglie preelettorali, ormai alle porte, altri 23 milioni di euro arrivano nella tesoreria comunale. Il servizio di Lorenzo Maier sono botte d'orbi a Venezia tra maggioranza e opposizione in vista delle elezioni del nuovo sindaco nella prossima primavera. Vediamo nel bellunese una convenzione a 2 firmatari, Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Belluno, che ha sancito la destinazione di 1,5 milioni alle aziende operanti nella filiera del legno. 1.500.000 euro l'importo riportato sulla convenzione siglata tra Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Belluno da destinare all'innovazione delle aziende operanti nella filiera del legno. Serviranno alla trasformazione organizzativa e tecnologica sotto forma di acquisto di nuova strumentazione e all'efficientamento dei processi di lavorazione. Questi soldi, questo 1,5 milioni deve in qualche maniera arrivare all'innovazione della filiera legno, non solo nelle prime e seconde lavorazioni ma anche a livello boschivo, di modo che si possa in qualche maniera programmare già per il 2026 una sorta di possibilità di acquisto e di intervento. Il settore è strategico sotto il profilo economico nelle terre alte, ma anche turistico e ambientale, nonostante la concorrenza spietata dei paesi produttori contermini come Austria e Slovenia. Ad aggravare ulteriormente le condizioni del comparto gli effetti calamitosi degli eventi naturali estremi come vaia e la diffusione incontrollata del bostrico. C'è bisogno di dare una speranza, un filo di luce a questo settore che dopo vaia ha avuto tutta una serie di traversie, soprattutto negative, e che sta attraversando ancora un momento di difficoltà. La palla passa ora all'ente provincia, soggetto attuatore che stilerà il bando di partecipazione da realizzarsi entro tempi brevissimi, non oltre l'estate, raccomanda il presidente del fondo Dario Bond. Nei prossimi mesi provvederemo a elaborare il bando per dare la possibilità alle aziende di poter fare queste domande e per poter mettere a terra questo 1,5 milioni di euro che sono estremamente importanti e strategici per dare uno sviluppo ad una filiera che è importantissima per il nostro territorio della provincia di Belluno, come è già stato evidenziato nei convegni che sono stati realizzati ad Agremont e a Redamont, dove abbiamo colto veramente l'interesse e l'esigenza di investire su questo settore.
presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone Roberto Padrin. Restiamo nel bellunese dove fanno tremare le vene dei polsi i dati dello studio presentato questa mattina dall'Associazione Provinciale Piccole Industrie e Artigianato sulla demografia d'impresa nel bellunese. La sintesi è che l'economia bellunese non ha ancora recuperato il crollo, il gap della pandemia sostanzialmente. Alcuni indicatori ci dicono questo. Una contrazione che vale 8,4 punti percentuali rispetto al dicembre del 2019. Sono quasi 1200 le piccole e medie imprese bellunesi che hanno chiuso i battenti nell'ultimo quinquennio. Particolarmente penalizzato il commercio, meno 19%, la logistica, meno 17% e artigianato, meno 9,2%. In calo anche i posti di lavoro, con una riduzione di quasi il 2% in controtendenza rispetto al resto del Veneto. Le ombre sono calate anche sulle esportazioni, core business nel bellunese, che nonostante un incoraggiante più 24% sui 5 anni, dall'anno scorso hanno registrato una flessione di quasi il 5% e su questo pesano come un macigno le incertezze dovute ai dazi e agli aumenti dei costi dell'energia. A fotografare lo status dell'impresa nei territori della montagna, lo studio condotto da Appia CNA presentato al Teatro Dino Buzzati a Belluno in occasione dell'80° anniversario dell'associazione. Dobbiamo lavorare sul valore aggiunto, dobbiamo lavorare sulla burocrazia e dobbiamo lavorare sulla competitività delle imprese, perché fare impresa in territori come questo è difficile, ma senza il valore aggiunto è praticamente impossibile. A preoccupare, oltre all'instabilità del quadro geopolitico globale, è soprattutto la contrazione del credito alle piccole imprese, che ad oggi vale 230 milioni di euro in meno sui 5 anni nella sola provincia di Belluno, con pesanti ricadute sui processi di rinnovamento e innovazione. Fondamentale la ricerca di soluzioni da tradursi in politiche di investimento mirate, semplificazione delle procedure burocratiche e supporto dalla politica locale ed europea. Cercare di costruire in Europa delle politiche che siano utili, la semplificazione burocratica, amministrativa, l'uniformità fiscale, l'uniformità delle regole e soprattutto l'investimento, il continuo investimento in infrastrutture, in politiche energetiche serie, insomma aiutare le nostre imprese ad affrontare le sfide globali continuando a restare competitive. A margine del focus economico, l'assemblea dei soci di Appia è stata l'occasione per l'elezione del nuovo presidente provinciale, Andrea Cerentin, che subentra a Massimo Sposato per il quadriennio 2025-2029. Servizio di Stefano Bozzi e vediamo un evento per avvicinare i produttori locali della Valbelluna alla cittadinanza. Nel capoluogo arriva In Fermento, in programma per il prossimo 6 luglio. Dall'enogastronomia all'arte, musica, artigianato, convivialità e condivisione. Valbelluna in Fermento è il cappello che da 3 anni avvicina i maestri della lavorazione delle materie prime del territorio bellunese ai visitatori di tutto il Veneto, e lo fa attraverso un mercato a cielo aperto tra prodotti naturali selezionati a chilometri zero e l'atmosfera gioviale di una giornata di festa. Lo scopo di Fermento è quello di avvicinare i produttori, soprattutto della Valbelluna, ai cittadini della Valbelluna e non solo del Veneto, quindi creare uno spazio dove queste persone possano dialogare, conoscersi e promuovere le proprie realtà e le proprie attività. L'edizione 2025 vede un ulteriore ampliamento rispetto alle precedenti, con 40 espositori tra viticoltori, chef, arrotini, calzolai, fornai e molti altri maestri di una lavorazione che guarda al futuro del prodotto d'eccellenza bellunese, ma con radici ben salde nella tradizione. I produttori sono i protagonisti dell'evento, però non è solo una fiera mercato, ma anche un momento in cui le persone possono sedersi e parlare con i produttori in maniera conviviale, quindi tanto artigianato, tante persone che lavorano le materie prime bellunesi e le trasformano nel modo migliore possibile. A completare l'evento i workshop per i bambini e la selezione musicale curata grazie alle performance di talenti bellunesi. L'invito è di venire domenica 6 luglio dalle 10 alle 22 allo spazio Ex alla Casa dei Beni Comuni in via Tiziano Vecelli a Belluno. Ciao, grazie, vi aspetto. Ancora un po' di pubblicità, state con noi.
E ancora scontro sulle liste d'attesa, la Regione parla di un forte abbattimento di tutto quello che costringe i pazienti ad aspettare a lungo le visite specialistiche, la maggioranza sostiene questo, l'opposizione sostiene il contrario e sentiamo anche il parere di un medico che è Antonino Pipitone. Faccio l'esempio del mio reparto, diabetologia, ospedale dei Colli di Padova, senza andare lontano. Noi eravamo 10 medici fino a un anno e mezzo fa, adesso siamo 6 medici. Allora chiedo a Zaia se in diabetologia a Padova le liste sono state battute dell'87% come dice lui. Antonino Pipitone, già consigliere regionale ed esponente di Padova Bene Comune, è soprattutto un medico al centro di diabetologia di Padova. È diretto nei confronti del presidente della regione Luca Zaia sul tema liste d'attesa. La regione continua a ripetere gli stessi dati da febbraio, dice Pipitone, ma la realtà è un'altra. Lui parla dell'80% del taglio delle liste d'attesa, come aveva detto lo scorso febbraio, riguardo le visite, chiamiamolo così, normali. Magari fosse così, noi, come abbiamo detto l'altra volta, chiediamo a Zaia, prima di fare delle dichiarazioni, quantomeno fare qualche telefonata al CUP, far fare qualche telefonata anche ai direttori generali, informarsi un po' fra i suoi amici o conoscenti se in effetti è proprio così. Abbiamo dei seri dubbi che non è così, anzi abbiamo certezze che per non tutte le specialità è così. L'esperienza tra i reparti del dottor Pipitone racconta di molti pazienti che, non potendo rivolgersi al privato e vedendo i tempi d'attesa lunghi, smettono di curarsi. Parlo della mia esperienza, che penso sia comune a molti colleghi che hanno a che fare con le patologie croniche o comunque con patologie impegnative. Io dovrei vedere un paziente a 6 mesi e non riesco a vederlo, devo metterlo un anno e mezzo, 2, e poi comincia a vedere in maniera impressionante persone che cominciano ad avere un diabete scompensato, cominciano ad avere complicanze, cosa che in teoria dovremmo prevenire. Il problema oggi non è l'urgenza, noi vediamo le urgenze subito, il problema è la cronicità, è il territorio, non è l'ospedale. L'ospedale dà buone risposte in tempi relativamente brevi. Per fare un intervento di cataratta si parla di 2-3 anni, per fare un ernia inguinale ci vogliono 2-3 anni, interventi molto semplici, voglio dire, sembrano sciocchezze, ma non lo sono per chi vive un problema di malessere e di sofferenza. Quindi il problema non è, come dire, la questione che Zaia dice da questi numeri. Il problema è che questi numeri purtroppo non corrispondono alla realtà. Allora andiamo in diretta in zona Montello, nel Trevigiano, da Cristian Arbò e Simone Merlo, perché ci sono esercitazioni dei militari americani alle Grave di Ciano. Non so se mi confermi o meno a te Cristian. Sì, direttore, buongiorno. È un tema che torna di estrema attualità, quello delle esercitazioni militari USA sulle Grave di Ciano del Montello. Qui ci troviamo con il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, che è in contatto con il Ministero della Difesa e che nei mesi scorsi aveva sollevato la questione chiedendo chiarimenti che sono in parte arrivati ma che adesso vanno aggiornati alla luce di quello che sta accadendo in Medio Oriente, sindaco. Noi a suo tempo in inverno avevamo provato a chiedere quali erano così gli interventi che si pensavano di fare nelle Grave di Ciano. Tenete conto che tutta quest'area, che posso capire essendo molto grande possa essere in un certo senso appetibile, però comunque è area protetta, noi rispettiamo rigide regole a riguardo e mi chiedevo a suo tempo quali erano le condizioni per il loro uso in questo senso. C'è stato risposto e ci è stato detto che a determinati intervalli di tempo vengono usate per le esercitazioni, poi noi che viviamo qui in realtà vediamo che gli elicotteri in varie forme, con persone, senza persone, cioè vari tipi di esercitazioni, io adesso non capisco bene cosa siano nel dettaglio, però ci sono sempre. Anche perché sono molto spesso avvolte un po' nel mistero, hanno un alone di mistero queste esercitazioni, possiamo dire. Penso può essere anche comprensibile che non lo dicano, però sicuramente sono molto rumorose e sono sia di giorno che di notte. E qui abbiamo sempre avuto un forte disagio nella popolazione, altrimenti non ci saremmo attivati, creano effettivamente una difficoltà per chi vive qua.
Come sapete, insomma, quello che sta accadendo a livello internazionale alza il livello di guardia attorno alle basi militari USA sul territorio italiano e chiaramente assumono un peso specifico queste esercitazioni, quindi lei chiede ulteriore chiarezza in questa fase. Sì, noi avremo bisogno che fosse rispettato almeno il periodo di riposo delle persone, se è possibile, perché questo credo di interpretare un po' il desiderio di chi vive qui. Chiediamo ovviamente di conoscere, se possibile, i periodi, almeno per informare gli abitanti e tener conto che comunque, ripeto, questo è un sito protetto. Quindi. Grazie Sindaco Marianella Tormena, chiaramente torneremo su questo tema nel corso dei nostri telegiornali. Per il momento da Ciano di Crocetta del Montello è tutto. Direttore, con Simone Merlo, a te la linea. Grazie molte a Christian Arboit. Chiudiamo con la musica. I lavori di restauro del Conservatorio Pollini di Padova sono ad oltre il 65%, con l'inizio del 26 saranno portati a termine. È già un record secondo me che siamo a questo punto, perché quando io sono diventato direttore 4 anni e mezzo fa non c'era niente e in 4 anni e mezzo abbiamo già una sede nuova in pieno centro con 30 aule e la nostra vecchia sede che è a buon punto di ristrutturazione, che ci verrà consegnata entro fine anno. Pollini, ci siamo quasi. Ecco come procedono i lavori di ristrutturazione dello storico conservatorio nel cuore della città. Entro febbraio l'edificio sarà completamente ristrutturato. I lavori sono stati rallentati a causa di ritrovamenti archeologici e tracce di amianto. Già da settembre però ci saranno delle nuove aule. Una parte vorremmo aprirla già per l'avvio del nuovo anno accademico e la parte superiore è quella con più aule, e questo ci consentirà di cominciare a usare questo spazio e farlo vivere. Tenete presente che avere qui 800 studenti rende questo angolo della città molto bello, perché tra il museo, Cappella degli Scrovegni e molte altre presenze culturali, questo angolo della città diventa vivacissimo, molto interessante. Un restauro realizzato anche con il decisivo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, una forte sinergia tra le istituzioni cittadine, come ha sottolineato il sindaco Sergio Giordani. Siamo arrivati a un ottimo punto da ringraziare architetti, ingegneri, personale dell'amministrazione comunale, perché è stata una sinergia di tutti. Il presidente Zanonato ha fatto veramente un grande lavoro. Febbraio del prossimo anno terminano i lavori, per cui motivo di grossa soddisfazione. Servizio di Francesco Ratai, stasera gli ospiti di Focus alle 21:15, Vanessa Beghin, Diego Cancian, Alberto De Franceschi, Beppe Mauro, Giovanni Battista Mestriner, Riccardo Poletto e Matteo Pressi. Grazie per averci seguito fin qui, grazie a Francesca Pezzo e Edoardo Paris, ci vediamo stasera, arrivederci, buona giornata.